Questo programma è offerto da Despar, Eurospar, Interspar. Da 60 anni, il valore della scelta. Buonasera, bentrovati, Primus Inter Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, come di consueto siamo in diretta anche sulla pagina Facebook. Questa sera 3 ospiti, come la settimana scorsa, molto importanti, che riguardano ovviamente il nostro territorio e le nostre problematiche. Il primo è l'assessore Elena Donazzà, assessore all'istruzione e al lavoro della Regione Veneto, grazie di essere con noi. Grazie a voi per l'invito e buonasera ai telespettatori. Di scuola e di lavoro. Certo. Senta, come va? Così, prima domanda, prima di andare a trattare tutte le tematiche del caso. Personalmente benissimo, all'indomani di una campagna elettorale molto bella per me, con un risultato straordinario. Diciamo che è molto impegnativo il periodo, perché occupandomi di lavoro e di scuola non mancano non solo le problematiche, ma c'è una tale incertezza tutto attorno a noi che insomma il fatto di avere un po' più di esperienza mi aiuta in Due questo. robettine, scuola e lavoro, sono mica da poco. Decisamente. Senta, prima di iniziare con lei, mi diceva prima di iniziare che è il quarto mandato che lei fa consecutivamente. Sono una record woman. Una record davvero? Sì, ecco una bella soddisfazione anche. Sì, la prendo sorridendo perché mi rendo conto che è un risultato straordinario. Sono l'unico assessore in Italia ad aver avuto per 4 mandati la conferma delle proprie deleghe, ma ovviamente anche il consenso popolare, perché io sono sempre stata eletta a preferenze e quindi questo è un insieme di consenso che mi riempie il cuore e dall'altra una grande responsabilità che il Presidente. E avendo lo stesso assessorato anche che ha lavorato bene, perché se è stata confermata dal Presidente Zaia vuol dire che lei ha lavorato anche bene in questo ramo. Ecco, questo è quello che mi conforta di più, perché è un riconoscimento che il Presidente ha voluto dare alla Giunta nel suo complesso, certamente perché ha voluto dire anche all'indomani dell'elezione, questo è un risultato che certamente lo ha riguardato personalmente, perché è un consenso personale fortissimo, ma anche ha avuto un riconoscimento per la squadra che ha lavorato con lui. E per me sono stati 2 presidenti che mi hanno confermato in queste deleghe, il Presidente Zaia per ben 3 volte, e devo dire che mi conforta, perché è vero, il lavoro fatto è un lavoro che è stato riconosciuto. Guardi, alle volte in politica questo non accade, cioè si fanno molte cose che non hanno una apparente evidenza. Sarà che mi sono occupata anche di temi molto sensibili, le crisi aziendali su tutte, però questo mi è stato riconosciuto. Questo le fa onore e avrà un altro periodo un po' duretto, perché presumo sarà un periodo sicuramente di grande lavoro e speriamo anche di grandi soluzioni, di grandi risultati, perché poi terminato, mi auguro nel più breve tempo possibile, questo virus davvero si possa riprendere sotto un profilo economico per quanto riguarda il lavoro, che è una delle cose primarie per quanto riguarda la prima cosa nella Costituzione. Quindi, ha ragione, ed è anche un grande psichiatra, psicologo italiano che fa scuola, che è Morelli, sta anche riconoscendo che c'è un problema di percezione della propria sicurezza della vita, che riguarda i 2 aspetti. Uno è quello della salute, proprio attorno al Covid, la paura di ammalarsi, ma parimenti c'è la paura della miseria, che è un fatto che noi anche in Veneto ce l'abbiamo quasi in modo ancestrale. Perché ci fu un grande uomo politico nel senso nobile del termine, non partitico, del territorio, Danilo Longhi, che anni fa disse: il Veneto è passato dalla fame alla dieta. Ma si ricorda cos'era la fame? Quindi la miseria, la paura di perdere il lavoro, di chiudere l'azienda. Oggi io lo avverto, attorno a noi, e non mi capitava questo da molti anni. Ci credo. Poi nel completamento del suo ragionamento mi dicevano che da povero ricco è bellissimo, ma da ricco a ritornare povero è difficilissimo, quindi è una cosa che sicuramente potrebbe... È quasi inaccettabile. È inaccettabile, ma potrebbe purtroppo capitare per quello che stiamo vivendo. Però iniziamo e parliamo di scuola, perché è un'altra tematica. Il titolo della trasmissione abbiamo un po' provocatorio: scuola è quello che vedete, giallo, arancione o rosso, cioè la scuola cosa si apre, si chiude, dipende dai colori, cosa succederà. Allora andiamo a vedere il servizio di Denis Barà e poi parleremo con lei. Servizio.
Sarà ricordato come l'anno nero della scuola. L'emergenza coronavirus sta avendo gravi ripercussioni anche sul mondo dell'istruzione, che di fatto dallo scorso febbraio non è mai riuscito a trovare un po' di pace. In Veneto, dopo i primi casi di Vo, gli istituti avevano chiuso dal 24 febbraio per l'effetto dell'ordinanza congiunta Ministero-Regione, senza mai riaprire fino al termine dell'anno scolastico, con una deroga solo per gli esami di maturità. A settembre poi, dopo un'estate in cui sembrava essersi lasciati tutto alle spalle, il nuovo anno era cominciato sotto i migliori auspici, salvo però dover capitolare di nuovo sotto i colpi della seconda ondata. Il 28 ottobre l'aumento dei casi aveva spinto il presidente della regione a disporre la didattica a distanza al 75% alle superiori. Poco più di una settimana dopo, il 6 novembre, il nuovo DPCM ha chiuso totalmente le scuole superiori e al momento certezze sulle riaperture ancora non ce ne sono. E questo nonostante il ministro Azzolina spinga per un ritorno in classe già a dicembre. Lo scenario più probabile, allo stato attuale, vede il 7 gennaio come data da cerchiare sul calendario per la ripartenza anche delle superiori, e a chiedere con forza lo slittamento sono state proprio le regioni preoccupate dallo scoppio di nuovi focolai. In Veneto, ad esempio, 9.431 bambini e ragazzi sono stati contagiati dal Covid dall'inizio dell'epidemia, 6.724 nella fascia d'età più colpita, quella dai 7 ai 14 anni, con un netto aumento dei contagi in autunno rispetto alla primavera, dati che evidenziano, come spiega Zaia, come la riapertura delle scuole abbia inciso sulle infezioni. Il mondo della scuola però spinge per tornare alla didattica in presenza quanto prima. Nelle ultime settimane studenti e docenti hanno dato vita a più di qualche flash mob davanti agli istituti superiori per protestare contro la didattica a distanza, che a loro dire aumenta le differenze sociali, visto che non tutti possiedono un computer, un tablet o addirittura una connessione internet per seguire le lezioni da casa. Certo è che per poter rientrare a scuola ci sono alcuni nodi da sciogliere. Il principale è quello dei trasporti, la cui capienza al momento è ferma al 50%. Solo a Padova, fa sapere Bus Italia, per poter conciliare l'attuale capienza con lo spostamento degli studenti serviranno oltre 200 nuovi mezzi, che andrebbero noleggiati da ditte private con un costo stimato di 1,5 milioni di euro al mese. E poi c'è il tema dei tamponi. Il protocollo prevede che per ogni caso di positività tutti gli altri studenti vengano contattati dall'ULSS per i test. Al lato pratico però il meccanismo è lento e richiede diversi giorni. Per questo i comitati chiedono che venga potenziato il personale delle ULSS e magari che si riesca davvero a rendere effettivi i test rapidi a scuola. È necessario allora rimettere tutti i pezzi del puzzle al loro posto e farlo in fretta, perché quando sarà il momento di tornare in classe bisognerà permettere agli studenti di farlo in sicurezza. Posso intanto complimentarmi per il vostro servizio? Grazie. In una grande sintesi, che poi insomma è propria della televisione, siete riusciti a sintetizzare tutto, tanto che mentre guardavo stavo pensando adesso quanto ci metterò io a commentare, perché ne ho di cose da dire. Lei, guarda, io la lascio spazio, lei commenti il servizio. Da dove vuole lei, dove vuole partire? Partiamo dal titolo che avete dato, perché è esattamente quello che è accaduto. Giallo, arancione, rosso, voi puntate punto di domanda. Io la leggo addirittura come il continuo andare e venire di questo governo, perché premessa d'obbligo, la scuola è competenza esclusiva dello Stato. Quindi anche se sono l'assessore all'istruzione mi devo occupare di calendario scolastico, quando iniziano e quando finiscono, però l'offerta formativa, aprono nuovi corsi, come sono inseriti sul territorio, tutto il resto è Stato. E partiamo dal vostro servizio, cioè avete ricordato giustamente, parte dal Veneto un po', no? Caso di Vo, e quindi febbraio. Da febbraio chiusura immediata di tutto. Certo, eravamo in piena incertezza, non sapevamo cosa fosse questo virus, però siccome abbiamo da subito, almeno il Veneto, messo in campo un monitoraggio molto serio, a maggio sapevamo che la curva era molto discendente e non vi era la virulenza del primo periodo, lo conoscevamo un po' di più. E lì l'incaponimento del Ministero nel dire non deve rientrare in classe nessuno. Vi ricorderete, non è stato permesso alle scuole elementari, alle quinte, di salutare, ed è un percorso, guardate, anche di passaggio di consegne, che non è solamente romantico, cioè non è solo l'insegnante che vuole abbracciare i bambini, che non si poteva, ma è proprio che questi bambini devono passare poi a un grado superiore, c'è un altro meccanismo. Gli esami, un dibattito assurdo nel capire come farli, ma quando era aperto un po' tutto non si comprendeva perché non si potesse fare un esame con i sacri crismi di un esame di Stato, che ti fa anche dire questo è un momento importante della mia vita, devo fare un esame. Noi abbiamo fatto, questo caso Regione Veneto,
provvedimento noi abbiamo permesso alle scuole della formazione professionale di rientrare a fare la preparazione nel mese di giugno per i ragazzi che dovevano fare l'esame di terza e di quarta, quindi si poteva. E invece il governo ha detto no, assolutamente zero, ci rivediamo a settembre. La interrompo per un passaggio man mano perché poi la lascio nel suo ragionamento. Quando il governo impone queste regole, definiamole così, fa dei confronti con i presidenti delle regioni, quindi fa dei confronti con il presidente della Lombardia, del Veneto. I presidenti della regione, visto che al nord sono tutti di centrodestra, praticamente sono ovviamente diverso dal pensiero politico che ci governa, non possono dire no, dobbiamo fare così, sono esenti da responsabilità delle decisioni del governo, perché delle volte mi dà l'impressione, assessore, che un presidente della regione, Zaia, Fontana o quello della Liguria, possono anche influenzare il governo nel dire guardate, nelle nostre regioni va così e così e bisogna aprire le scuole. Quindi è proprio tutta colpa del governo questa decisione? Ma lì si è incaponito molto e le dico anche che il ministro Azzolina ha rifiutato il confronto con le regioni. Guardi che le regioni, a dispetto del colore politico diverso dal governo... Ma quindi prende decisione a sé? A sé, completamente. Direi avulsa più che a sé. Avulsa dal contesto, avulsa dal confronto. Le dico solo questo, il coordinamento degli assessori con le mie deleghe, quindi istruzione, formazione e lavoro, nella conferenza Stato-Regioni è della regione Toscana, rossa, ecco, diciamo molto vicina al governo presente. Ebbene, le richieste fatte da Regione Toscana a nome di tutte le regioni sono praticamente lasciate cadere, sono state lasciate cadere. Il ministro Azzolina ha avuto 2 confronti con le regioni, da febbraio a giugno, 2. Non ha ascoltato alcuna sollecito, suggestione, proposta. Quando avevamo detto, guardate che i banchi con le rotelle non servono, non ce n'è bisogno, i ragazzi non sono seduti per terra, abbiamo bisogno invece di termoscanner, abbiamo bisogno di strumenti per la didattica, abbiamo bisogno di connessione sempre nel servizio. Si diceva dei ragazzi che hanno protestato dicendo guardate che ci fate fare la didattica a distanza, ma se non abbiamo la rete internet e magari ho una famiglia numerosa, 4 ragazzi che devono avere il computer tutti nello stesso momento perché a scuola sta la mattina, ebbene questo non è stato assolutamente colto, anzi ignorati. Appaltato anche lì al super commissario a tutto Arcuri anche la vicenda dei banchi. Paradossalmente, mi permetto questa battuta, vi viene da ridere o no, da piangere forse, pensi che la vicenda dei banchi, quindi il grande appalto, è stato centralizzato, quindi hanno raccolto più o meno i fabbisogni, i banchi sono arrivati a scuole chiuse, quindi è molto che non funziona. E allora il ministro prima dice tutto chiuso, fino a giugno quando si poteva aprire, io ho detto andiamo a scuola a maggio, giugno, anche luglio, perché no, se dobbiamo recuperare, ma niente, quindi estate come se niente fosse. E poi ci vediamo a settembre impreparati, io li rimanderei all'anno, cioè li boccerei, non li rimanderei, a settembre si sono trovati impreparati, il grande tema dei trasporti non è stato trattato, il 15 di ottobre il ministro dei trasporti dichiara in Italia ho fatto i monitoraggi, non ci sono evidenze di autobus che superino l'80% nelle fasce di punta. Al che il ministro è stato subissato di foto, messaggi, video, questo per dire che sono veramente in una situazione di grande incertezza. Giallo, rosso, è andare avanti, fare 2 passi indietro e la scuola è nell'incertezza. Oggi che dovremmo invece tenere certamente più cautela, ci dicono, l'Azzolina dice no, devono tornare, ma se tu non risolvi il nodo dei trasporti tu non puoi affrontare il rientro a scuola. Ecco perché le regioni hanno chiesto da gennaio. Lei cosa farebbe? Io ho le idee abbastanza chiare in questo. Me le dica. La prima cosa che abbiamo fatto è stato quello di lavorare ad un protocollo che abbiamo costruito a 4 mani con l'ufficio scolastico regionale, che dottor Bolire non è della regione, è il ministero sul territorio. Abbiamo dato istruzioni per l'uso. Noi ad agosto a tutti i dirigenti scolastici abbiamo fornito istruzioni per l'uso, come definire lo spazio delle classi, come gestire le rotazioni eventualmente. Avevamo già immaginato di avere anche una possibile didattica a distanza nel caso in cui ci fosse stato problema. Ed è per questo che Zaia va con forza a dire
un mese fa, guardate che così noi siamo in grado di fare invece gradualmente didattica a distanza. Possiamo mandare solo le prime e solo le quinte superiori, possiamo mandare le altre classi a turnazione 70, 50, 70, 80%, quello che si deve fare per tenere i trasporti. Secondo, va gestito il tema dei trasporti, ma il tema dei trasporti non è della Regione. La Regione può organizzare, ma la copertura finanziaria è di un fondo che si chiama Fondo per il Trasporto Pubblico Locale, che è nazionale, che viene ripartito tra le regioni. Anche lì con la collega De Berti abbiamo fatto il fabbisogno, già organizzato, e in queste ore lo stiamo definendo puntualmente, perché noi siamo nelle condizioni di dire quanti pullman ci servono, il vostro servizio ne ha dato contezza. Terza cosa, le scuole elementari e le scuole medie devono andare, e come stiamo facendo ed è una battaglia nostra, in presenza, perché quei bimbi a quell'età devono essere accompagnati. Nel dire, io faccio l'avvocato del diavolo, assessore, nel dire è una scelta nostra, vuol dire che il governo ha detto neanche quelle devono andare a scuola, perché sennò tutti i demeriti va a Roma e tutti i meriti no. Mi sembra un po', cerco di essere un po' equilibrato. Ha ragione, ma è giusto il suo lavoro, anche io sono chiamata a rispondere. Guardi, è stato un cambio repentino di approccio, perché fino, come dicevo, all'anno scolastico chiuso, è sempre l'anno solare 2020, ma la scuola ovviamente è fatta di periodi, quindi l'anno, diciamo, che abbiamo chiuso scolastico, lì non volevano mandare e non hanno mandato nemmeno le scuole elementari, come ricorderà, e noi abbiamo battagliato molto con a confortare la nostra posizione la scuola, le insegnanti, ma importanti ricercatori e docenti come la professoressa Lucangeli, che è prorettore qui a Padova, che diceva: guardate che si stanno evidenziando grandi lacune nei ragazzi, nei bambini più piccoli, soprattutto quelli che hanno problematiche, perché devono avere l'insegnante davanti. Certo. Avrei aumentato il numero dei docenti, altra cosa che avrei fatto, guardi. No, poi parliamo di docenti, perché quelli mancano, no, termini pure il concetto. Ecco, quindi la scuola in presenza è stata sicuramente una battaglia delle regioni. Il ministro Azzolina si è fatta convinta per tanti condizionamenti. E non si poteva fare anche per le altre scuole protagonista della regione nel convincere lo Stato, come ha fatto nelle medie ed elementari? Sì, ma il problema delle scuole superiori resta legato ai trasporti, che è un problema legato ai fondi dello Stato. Quindi questa didattica a distanza a rotazione poi è un buon sistema per, diciamo, alleggerire il trasporto, perché comunque non è che possiamo permetterci, perché non esistono in natura, di raddoppiare o triplicare i pullman. Non sono fabbricati in Italia, non ci sono gli autisti. Poi lei si immagini alle ore 8 della mattina che a Padova entrino in fila tutti gli autobus necessari per avere il 50% della capienza per portare a scuola il 100% dei ragazzi. Non ci arrivano. E anche quando il gruppo di trasporti, c'è un gruppo nel senso le aziende, ci ha suggerito: ma perché non vanno a scuola a orari sfalsati? Anche qui le scuole superiori raccolgono il bacino da tutta la provincia o larga parte della provincia, che poi si riferisce a una città. A Padova arrivano ragazzi da tutto il comprensorio. Certo. Questi ragazzi, se devono essere a scuola alle 8, devono partire alle 7. Ma se dobbiamo fare orari sfalsati, vuol dire che quelli dopo il pullman deve ritornare nei luoghi e riportarli. Quindi vuol dire riporta a scuola alle 8, deve tornare indietro alle 9 e li riporta alle 10. Come può un ragazzo fare dalle 10 alle 2 del pomeriggio e poi ritornare a casa? Cioè non è un modello educativo. Così come l'altra proposta era mattino alcuni, pomeriggio altri. Ma gli insegnanti non li abbiamo raddoppiati, questi non possono fare, con tutto il bene, 6 ore e 6 ore, 5 ore e 5 ore. E quindi la soluzione sua quale sarebbe? La soluzione mia è questa, che le classi più fragili, allora se l'incidenza è molto alta del virus, solo le classi più fragili. Facciamo l'incidenza attuale. Prime e quinte in presenza, cioè a scuola. Le prime perché passano dalla scuola media alla scuola superiore e devono alfabetizzarsi con un linguaggio nuovo. La quinta perché l'esame di Stato è importante, deve fare bene quell'anno. Seconda, terza, quarta
in questo scenario devono andare col 50% della loro turnazione o un terzo a seconda della capienza. Cosa dei vorrebbe trasporti. dire? Vuol dire che il 50% va a scuola una settimana E l'altra la riceve da remoto, cioè sta a casa con la didattica a distanza. La settimana dopo turnano, quel 50% che è stato a casa va a scuola e quelli che sono andati in classe faranno quella settimana. Una bella costruzione, no? No, Interessante. guardi, in questo momento sono al 100% a casa, d'accordo? Quindi stanno seguendo le lezioni. Beh, le elementari no? No, sto parlando di scuole superiori. No, elementari e medie per noi devono sempre andare a scuola. Anche perché vanno a piedi, vanno in macchina con i genitori, non c'è un problema di assembramento del trasporto pubblico e l'evidenza è tutta lì. E lì invece faceva seconda, terza, quarta da remoto e prima e a quinta. turnazione, così si alleggerisce di molto il trasporto pubblico. Beh, non è una brutta soluzione così, l'ho sentita per la prima volta. Ma guardi, non l'ho pensata io, per fortuna c'è gente più intelligente di me che mi suggerisce. Ma è stata proposta poi al governo Sì, questa? certo che sì. E non l'hanno nemmeno considerata? No. Peccato davvero. Prima della pubblicità ovviamente, poi parliamo che del lavoro, parlavamo dei docenti, ovviamente com'è la situazione dei docenti nel Veneto, vista di questo momentaccio del Covid e anche poi del Covid, perché io la ricordo, ho avuto ospite, prima del Covid eravamo in grande difficoltà sotto un profilo di docenti, di insegnanti, e oggi com'è la situazione? Continua a essere un problema nonostante in decreto rilancio ci sia stata la copertura annunciata di 60.000 docenti, cioè il Premier Conte ha avuto modo di dire intorno al mese di maggio che ci sarebbe stata la copertura finanziaria per andare ad assumere 60.000 docenti. In tutta Italia ovviamente. In tutta Italia ovviamente. Questo cosa ha portato? Intanto a molte diviso per regioni, facciamo 20 diviso, una media di 2.500 per regione più o meno. Diciamo che sì, se dovessimo tagliare grosso, però Sì, poi non è così perché chiaramente abbiamo regioni come la nostra che erano... Noi avevamo un fabbisogno di circa 3.000. Sono sufficienti 3.000, dico, per il fabbisogno delle... Sarebbero stati sufficienti, il problema è che poi ne sono stati autorizzati circa 1.500, quindi la metà, perché non sono stati autorizzati i concorsi, perché poi c'è stato un problema anche di concorsi e per entrare nella scuola pubblica bisogna passare attraverso un concorso pubblico, perché non si è trovata una soluzione nemmeno per i precari. C'è la cosa paradossale, eravamo qui a parlare con lei, ricordo anch'io proprio dei precari della scuola, quelli delle scuole elementari che con un diploma magistrale, perché vecchio ordinamento, erano a scuola da 15 anni, da 18 anni, ci sono casi che sono, guardi, quasi paradossali. Questi insegnanti sono stati tutti licenziati con sentenza del Consiglio di Stato, tutti licenziati, gente che sta lì a scuola da 18 anni appunto, con supplenze sempre annuali, quindi mai entrato in ruolo, e oggi che ci sarebbe stato bisogno di regolarizzarli, perché hanno regolarizzato un po' tutto in Italia. Mi verrebbe facile la battuta sugli immigrati, ma mi asterrò dal farla. Ma un insegnante italiano che insegna da 18 anni non è stato inserito, anzi è stato licenziato ed oggi, se gli va bene, sta facendo il supplente neanche annuale. E nel frattempo abbiamo bisogno di occupare questi posti. Siamo a dicembre, inizio di dicembre. Guardi che a metà novembre avevamo ancora posti scoperti di insegnanti di sostegno. Cioè sono i ragazzi e i bambini più fragili, quelli che hanno subito di più la chiusura della scuola e che hanno adesso magari un insegnante che gli è stato assegnato 15 giorni fa e che non avevano visto l'anno scorso e non vedranno l'anno prossimo. Finiamo qui, poi dovremo ancora terminare il concetto di queste cose perché cerchiamo di capire quando riapriranno e tant'altro. Rimanete con noi e tra poco.